Ma buonasera! Buonasera Lisa. Buonasera Lady, buonasera a tutto il pubblico di RTC Targato Napoli e di TV Campane 1. Oggi è martedì, il nostro... l'almanacco, Lisa. Oggi è martedì e il segno del cancro e l'ascendente è positivo. Buonasera Don Antonio, buonasera. Buonasera. Benvenuto e grazie di aver accettato l'invito e di stare in nostra compagnia e soprattutto di condividere insieme a noi il disagio che stiamo attraversando un po' tutta la nazione e soprattutto tutte le attività come la vostra, una grande attività, un momento non facile. Presentiamolo prima e poi facciamo un attimo. Io ho fatto un preambolo, adesso dicevo Lisa, vuoi spiegare un po' Don Antonio? No, allora, tu hai fatto un'intro molto giusta, perché da casa ovviamente chi ha letto le locandine sa Don Antonio chi è, e non solo perché Don Antonio è conosciutissimo in quanto rappresenta nell'emblema assoluto il Lido La Favorita, un Lido che ogni settimana, ogni giorno vanta una marea di bagnanti, ma ogni settimana in questo Lido ci sono degli eventi fatti di bella musica, di artisti partenopei, degli spettacoli, quindi tutto bellissimo. Purtroppo siamo in questa fase un pochettino delicata del Covid-19 da un po' di tempo e su questo argomento mare se ne dicono di cotte e di crude. Allora, chi meglio di Don Antonio Ciotola, che rappresenta un po' tutta la categoria, diciamo, ci può raccontare più o meno innanzitutto se si sa qualcosa, se si è iniziato a, non lo so, a stendere, qua ci dicono un sacco di fake news, plexiglass, capanne, persone con la distanza sociale di 2,80 m, zone balneari con il divieto della zona per giocare ai bambini, eccetera, eccetera. Quindi ce ne dicono tante. Abbiamo scelto voi un pochettino per capire, per delucidare il pubblico da casa e per capire che cosa succede, cosa ci dobbiamo aspettare e soprattutto quanto sta gravando su di voi, proprietari e gestori di questi liti balneari, che cosa sta succedendo. Quindi vi lascio la parola. Sta succedendo un po' di casino, perché ad oggi non sappiamo ancora cosa dobbiamo fare, a stamattina. Si parla che c'è forse qualche ripresa il 4 di maggio, però non sono tanto convinto, anche se noi abbiamo tanto spazio. Tutta la regione ci aveva intimato di mettere i lettini a 3 metri e noi gli avevamo mandato una piantina che li mettiamo a 5 metri, perché abbiamo la fortuna di avere una struttura abbastanza grande. Logicamente, invece di fare tutte quelle persone, si riduceva a 700-800 persone, diciamo solo quei pochi amici, quei pochi clienti che vengono da abituali, diciamo. Sì. Però a tuttora oggi non sappiamo. Dobbiamo aspettare il 4 di maggio, ma le previsioni non sono buone. Però io mi domando una cosa, se sulle spiagge, no? Io penso che è una cosa, curiosità che vuoi sapere pure tu, no Lady? Secondo te, no? Andare in spiaggia e mantenere, la distanza sociale tra un lettino e l'altro ci può anche stare. Ma io mi chiedo una cosa, a mare, in acqua, qual è il criterio che poi dovremmo rispettare? Quale sarebbe poi il ruolo che voi, proprietari, gestori, bagnini e tutto lo staff che c'è sul Lido, no? Dovrebbe trovarsi a fare? Mica possiamo scendere in acqua prendendo il numeretto come in Coppa Domiere, giustamente. Ci chiediamo noi ignoranti in materia. No, ma noi purtroppo abbiamo anche la sfortuna che ci sta questo governatore De Luca che è un po' particolare, è contro tutti. Se lui dice A, lui dice B, se lui dice B, lui dice A, è contro tutti e contro chiunque, perché vedo che hanno aperto parecchi negozi e altri negozi non hanno aperto. Perché?
nei pullman che c'è 40 metri di spazio possono stare 15 persone, in un bar che di 200 metri deve stare una persona. E allora diciamo, noi non è che ci fidiamo tanto, abbiamo fatto il necessario, abbiamo spianato solo la spiaggia perché in inverno vengono le mareggiate, però per il resto non abbiamo toccato ancora niente, altrimenti questo ci va a buttare solo e solo. Aspettiamo a lui, noi siamo pronti. Noi abbiamo una struttura che è di 11.000 metri quadri. Loro all'inizio, 12 giorni fa, ci avevano mandato una circolare che dovevamo garantire i lettini a 3 metri. Noi l'abbiamo messa a 5 metri. Ci abbiamo mandato il nostro progetto che ogni lettino veniva messo a 5 metri. Che non so se avete sentito, si parlava di quei plexiglass. Che poi sono improponibili. Ma da incubo, quella è il mese di luglio, agosto, sulla spiaggia fa 40, 45, 47 gradi. Figuratevi in quei plexiglass, la sauna. E poi comunque era una spesa che era proprio esuberante per noi, costava troppo. Quello che abbiamo chiesto, vi ripeto, mettiamo i lettini a 5 metri, però aspettiamo a loro e vediamo un po' con loro quello che decidono e quello che vogliono fare. In effetti comandano loro. Noi siamo Don Antonio, al di là del fatto che secondo me tutte queste proposte che ci hanno fatto sono proposte, diciamo, un po' campate ancora in aria, sono delle proposte che anche loro effettivamente devono mettere ancora al vaglio, no? Devono ancora vedere se poi effettivamente queste cose sono valide o non sono valide, perché effettivamente prendere il sole, stare in spiaggia chiusi dentro una gabbietta di plexiglass, dove poi lo sappiamo bene. Questo ma era per noi era una proposta improponibile. Ecco qua, perché noi sappiamo bene che nel plexiglass crescono le piante sotto le serre, no? Diciamoci la verità. Come possiamo pensare di passare una sauna, di passare un'estate al sole, prendere il sole in mezzo al plexiglass, soprattutto poi per voi che siete dei gestori di questi stabilimenti. Ma a prescindere che costava una cifra, a prescindere. Ecco qua. E poi chi ha fatto questa proposta, diciamo che non considera che noi siamo a mare aperto, c'è vento forte alle volte. C'è vento forte. Sì, al di là del fatto che si può pure fare male con corone, perché il plexiglass quando si spacca diventa tagliente come un vetro. No, ma vi ripeto, per noi era già una proposta proprio improponibile. Quello che vi volevo chiedere era soprattutto questo, ovviamente, voi che siete gestori di un grande stabilimento balneare e come tutti quanti nella vostra categoria si trovano praticamente ad avere gravi perdite, soprattutto in denaro e in sostegno, perché credo che comunque voi avete una famiglia, un'attività a carattere familiare anche, quindi avete dei figli che probabilmente campano da praticamente il ricavato che faceva il Lido, no? Fine di questo anche 22 operai che lavorano. 22 operai che lavorano. Stanno 22 operai regolarmente messi a posto. E poi già noi dal mese di febbraio già avevate iniziato, no? Sì, iniziavamo. Per noi quei 4-5 mesi d'inverno, le mareggiate che fanno danni a loro, e già iniziavano, poi lavoravano. Diciamo che per voi è una routine, no? Dopo ogni inverno praticamente ripristinare un po' tutta la struttura, perché si deve togliere, diciamo, noi il mese di ottobre cominciamo a chiudere e poi a febbraio si inizia. Quanti mesi di stand-by avete, Don Antò? Di solito si fanno i 6 mesi, no? Ottobre a febbraio, 4-5 mesi. Ah, quindi comunque siete una struttura che lavora tantissimo, perché gli stagionali sono sempre semestrali di solito, invece voi effettivamente... Noi dal mese di febbraio, ma noi non lavoravamo bene, il mese di aprile si è portato bene, ha fatto una Pasqua che non lavora da 20 anni. È vero. È vero. Si lavorava, poi diamo spazio, non so se ve l'hanno detto,
se qualcuno sta in diretta lo posso dire, abbiamo tavolini, sedie nostre. Ma noi conosciamo il Lido La Favorita, perché io adesso sono stato con qualche artista. Lo sto dicendo in diretta, nessuno paga, si siede nei nostri tavoli, vengono proprio persone a fare le champagne. Siamo per il popolo, rispettiamo il popolo. Anche perché le belle giornate che sono uscite e che escono anche già dopo febbraio, marzo, comunque le persone prendono le spiagge anche solo per un aperitivo, le prendono proprio d'assalto, perché è bellissimo quando c'è una bella giornata di sole, fa un bel aperitivo su una spiaggia, e quindi voglio dire veramente ne risentite parecchio. Di questa cosa ci dispiace veramente tantissimo, e l'unica cosa che possiamo augurare a voi, ma augurare anche al popolo, perché purtroppo è vero, forse De Luca a volte è drastico, perché prende molte decisioni, a volte anche magari esasperando un po' le situazioni, però devo dire anche una cosa, che grazie anche ad alcune decisioni drastiche stiamo riuscendo a contenere questo bastardo virus che non conosciamo, tant'è vero che ieri, per dare un po' di via libera alle persone, un po' d'aria, un limite d'aria alle persone che fanno la passeggiata, ieri si sono improvvisati tutti i corridori facendo assembramenti in lungo e largo al lungomare Caracciolo. Stamattina ha proibito di fare jogging, e per me ha fatto bene, perché Lisa, ma ha fatto bene perché tu sei una persona sedentaria. Lisa. No, non è che sono una persona sedentaria, è che sono 60 giorni, no? Sono 60 giorni che sono a casa, rispettando le regole, e sto soffrendo. E a te che ti dici niente di sta casa, Lisa? Perfetto, perché poi tu devi scendere, devi andare a correre, devi fare assembramenti, provocando il giorno dopo che io devo stare ancora chiusa in casa per colpa tua che sei stupido. Questo è quello che... Visto che stiamo parlando di Don Antonio, del Lido La Favorita e dei lidi, ok? Vogliamo dire la nostra, e soprattutto far dire a Don Antonio quale poteva essere secondo lui la migliore soluzione per aprire, magari anche un mese dopo, non come di solito avete sempre fatto, no, Don Antonio, magari febbraio, marzo, però magari già ad aprile poteva esserci uno spiraglio. Secondo voi, Don Antonio, come sarebbe dovuto andare? Come dovevano gestire l'apertura? Allora, secondo me il punto è sbagliato che lo fanno e si farà sempre il governo, perché non sa le cose come stanno. Allora dovrebbe cominciare a prendere una persona che guarda gli stabilimenti balneari, dici tu che cosa mi puoi garantire questo, perché non perché sono di parte, diciamo, però noi siamo all'aperto, c'è spazi enormi, sì, va male quella spiaggetta che è di 300-400 metri, tra cui 40-50 ombrelloni, giustamente non ce la fa a mantenere, certo. Però noi, come stanno tutti i litorali Domizio, abbiamo belle spiagge grandi messe assieme. Allora, se la legge dice, perché io ho visto dei video in dei pullman della ferrovia, strapieni, sì. I pullman strapieni. Allora dico io, che cosa vogliamo fare? Allora chi sta in viaggio non è attaccabile, non lo puoi prendere. Poi chi sta da una parte vai là, è normale. Sta una persona. E allora ci vuole anche un po', e poi vi dico la sincera verità, a prescindere di tutto, noi se parlavamo 20 giorni fa, io vi dicevo no, ma io avevo paura proprio io di andare là. Certo. La prima paura era la mia, di portare i miei figli e i miei nipoti, portarli là, perché poi comunque è un posto che vengono gente, e poi con noi si forma quella cosa, come ci prendiamo il caffè, ci sediamo assieme, facciamo 4 chiacchiere con uno, con un altro, siamo un punto di riferimento, e purtroppo come vanno possiamo avere questo metro di distanza, non fa niente, l'importante è che una persona si vuole bene e si rispetta. Certo, assolutamente, anche perché questo... Io non vedo, per esempio, le cose come le stanno, uno sì e uno no. Uno sì, perché? Per quale motivo? Le chiese stanno chiuse, vorrei capire perché. La chiesa è 300 metri quadri, 10, 15, 20 persone anziane, non possono stare. Poi nel supermercato possono stare, poi nei pullman possono stare. Questo che
non riesco non è chiaro, non è chiaro, uno non riesce a capire. Io ho un bar di 300 metri quadri, 100 metri quadri li metto a disposizione per il pubblico, il resto che 100 tavolini ne metto 30. Perché non devo stare aperto? Per quale motivo? È questo che non mi... Allora qua diciamo che si sta proprio a martellare. Guardate, qua stanno gente che io penso che la crisi viene dopo. Qua si stiamo per 2 mesi. Assolutamente, ci sarà gente che... Migliaia e migliaia di persone che diciamo anche se si aprisse a settembre, io non ci credo proprio. Non riaprono più, non ripartono più quelle persone. Cominciano a trovare acqua staccata e nelle staccate. Sì. Incominciano a trovare il proprietario fuori al negozio che deve avere 5 come si? Quando questi ristoranti da sport, io ho un ristorante, e ci pigliano due, e ci pigliano una cameria, e ci pigliano uno con la cameria per fare qualcosa. Un ristorante non si va perché a casa non si mangia bene, si va per stare a tavola e per andare a mangiare al ristorante, per fare una serata diversa. Anche. L'ultima domanda prima di salutarci, perché questa è una curiosità che vogliono un pochettino sapere tutti, ma se mai si dovesse riaprire, io ve lo auguro a voi come tanti altri lidi e tante altre attività, perché siamo veramente a collasso, ma se mai si dovesse riaprire, è vero come gira sui social, ecco, su queste famose fake news, ci saranno dei rincari dei prezzi perché non possiamo più accogliere un tot di persone, oppure resteranno stabili? Rassicuriamo anche il popolo su questo, perché lo vogliono giustamente sapere. Io vi spiego matematicamente. Diciamo che gli aumenti dovrebbero stare obbligatori, perché dobbiamo comprare igienizzanti per tutti i bagni, per le docce, nei bagni, all'ingresso, all'uscita, dobbiamo fare delle spese, dobbiamo diminuire 800-900 posti letti, però la nostra cosa 4 euro si pagava 10 anni fa e 4 euro si paga di nuovo. Quindi la discesa resterà sempre la stessa. La discesa è sempre quella. Il prezzo siete una persona onesta, veramente meritate tutto il nostro rispetto. Noi vi ringraziamo per aver partecipato stasera con noi, i tempi stringono e veramente avremmo chiacchierato per ore perché siete preparatissimo. Vi ringraziamo a nome mio, dei Fratelli Marigliano, di Lady Sasha, siete stato veramente eccezionale e speriamo al più presto che voi possiate riaprire la vostra attività e vi veniamo a trovare con tutti che hanno fatto fisica. Ma per te che sei sedentario non vai a fare nemmeno jogging, tesoro. Aprite, don Antonio, aprite, perché questa ha bisogno di nuotare, di muoversi. Aprite, andate contro il governo, aprite. Un bacio forte e tanti auguri. Ragazzi, buona serata, buon lavoro. Altrettanto, tanti auguri, in bocca al lupo, buonasera.